un'azienda, una società ha dei doveri nei confronti di un capitale umano che è costituito prima di tutto dai dipendenti, dai quadri, dai manager, ma ha anche un rapporto e dei doveri nei confronti del territorio. Non c'è solo una comprensibile e doverosa attenzione al profitto nelle politiche di un'impresa. Il tessuto industriale veneziano, ad esempio, sta investendo oltre 5 miliardi di euro per la realizzazione di interventi rivolti alla transizione energetica. Il futuro deve passare attraverso temi di responsabilità sociale, con uno sguardo ampio rivolto al bene comune e un nuovo patto che punti sui giovani. È un patto immateriale che ci deve consentire di interfacciarci, di contaminarci, di esprimere anche quelle che sono le esigenze per fare sempre più matching, perché se no i nostri ragazzi vanno via e io dico anche giustamente perché noi non abbiamo avuto la capacità di trasmettere loro un sogno reale. In questo momento di crisi è necessario superare le divisioni tra generazioni per costruire insieme dei progetti concreti. I giovani vanno all'estero ed è bene che vadano all'estero a completare la loro formazione, a fare un'esperienza internazionale. Per riportarli nel nostro paese, nella nostra regione, dobbiamo offrire prospettive, quindi avere una strategia di lungo termine e offrire loro possibilità di crescita professionale, è questo che chiedono. I temi sono stati al centro di un incontro organizzato da Confindustria Venezia e Fondazione Mercianum che si è svolto a Marghera. Noi dobbiamo creare dei percorsi dove alla fine degli studi i ragazzi siano già collocati nelle imprese, questo è un primo tema. Il secondo tema è un tema, viene da dire, intergenerazionale, cioè iniziare a pensare sempre di più che c'è qualcun altro dopo di noi che verrà ed è qualcun altro che noi dobbiamo in ogni maniera aiutare a vivere meglio di noi.